prima ringrazia Dio e poi a me madri di la sua vita de sia mia e se mi trova ancora vivo mondo mi tocca camminare. L'associazione Termini d'Arte nasce 11 anni fa a Termini Imerese per volontà e per passione, visto che chi l'ha creato, chi l'ha fondata sono io, Rita Elia, termitana e poetessa siciliana. Amo moltissimo la mia terra e cerco sempre di valorizzare tutto ciò che le appartiene, compresa la lingua siciliana. Ho cercato sempre di scrivere in maniera colta per valorizzare il nostro idioma e per valorizzare tutto ciò che ci appartiene. Figuratevi, ogni anno da 7 anni organizzo un premio nazionale, il premio nazionale Imera, con una sezione speciale sull'archeologia siciliana, perché noi abbiamo tantissime ricchezze, tantissime bellezze, ma non siamo capaci di valorizzarle affinché i nostri giovani non vadano via dalla nostra terra. Abbiamo tutto ciò che il mare, il clima, la bellezza, l'archeologia, abbiamo tutto, però non sappiamo farli proprio emergere e che diventino possibilità di turismo, possibilità di arricchimento in tutti i sensi. La lingua siciliana, come dicevo all'inizio, ci appartiene, ci rappresenta, ci identifica ed è la nostra lingua, quella che abbiamo avuto in dote, per osmosi dai nostri genitori. Quindi valorizzarla e darle il giusto riconoscimento mi sembra per un siciliano la cosa più importante. Il corso di lingua è incominciato nel mese di ottobre, si chiuderà a dicembre e si pubblicheranno gli atti di questi interventi, tra i quali questa sera abbiamo avuto l'intervento di Nino Baroni e di Giuseppe Gervino. Grazie Nino, grazie Peppe. Bene, questo corso ideato, organizzato dall'Associazione Termini d'Arte che stiamo portando avanti, che devo dire mi ha sorpreso sia per il numero di persone, siamo a Termini, non è una grandissima città, ma sia anche per l'interesse dimostrato incredibile, la passione che hanno dimostrato questi, tra virgolette, alunni o frequentatori del corso. Il corso l'ho impostato in una maniera molto particolare, perché in 10 incontri è chiaro che non si può fare un vero e proprio corso su una lingua. E allora ho pensato che la cosa più importante da fare era quella di parlare di quegli argomenti che normalmente nella lingua siciliana destano dei problemi, delle curiosità, delle difficoltà di interpretazione. Quindi è stato impostato proprio in questa maniera. In ogni incontro parliamo di qualcosa che già chi ascolta lo vede come problematico, che non si sa come devo scrivere, non si sa come devo esprimermi quando devo fare questo e quell'altro. Questa è stata l'impostazione del corso. Questi eventi, secondo me, si dovrebbero replicare in molte altre zone della Sicilia, perché purtroppo ci sono pochissime occasioni per quelle persone, anche per chi è molto interessato, quindi ha una motivazione, per imparare qualcosa su questo nostro idioma che, come ben sappiamo, purtroppo non è insegnato nelle scuole, non è usato nei mezzi di comunicazione, per cui rimane per molti di noi una semplice espressione orale, quindi conosciamo quella parte del siciliano che è legato al dialetto locale e i più tra noi siciliani sconoscono ciò che è letteratura siciliana, che è scritta in lingua siciliana, una lingua comune, che tra l'altro è la letteratura che vanta una tradizione più antica tra le lingue parlate all'interno del territorio dello Stato italiano, perché non dobbiamo mai dimenticare che la lingua siciliana è nata a livello di letteratura, quindi a livello di scritto, nel 1230 circa alla corte di Federico II.
Sì, ringrazio l'amica Rita Lia qui di Termini Imerese, Termini d'Arte, per avermi invitato a questo corso di lingua siciliana. Tu sai benissimo, Nino, che io, insieme a te naturalmente, amo la nostra lingua. È stata un'esperienza bella perché comunque i corsisti, grazie anche all'amico Fonso Genchi che è il docente, erano molto interessati, hanno posto delle domande interessantissime, abbiamo condiviso molti aspetti non solo ortografici ma anche sentimentali della lingua, quindi sì, un'esperienza da ripetere. Anch'io sono grato a Rita Lia, presidente dell'associazione Termini d'Arte, che oggi ci ha voluto qui relatori, io insieme a Peppe Gerbino, per la divulgazione e la valorizzazione della lingua siciliana. Per noi è una grande missione quella di poter trasferire quello che noi abbiamo, come dire, studiato e abbiamo fatto nostro per quanto riguarda la lingua siciliana, ma anche la sicilianità. L'intervento di Giuseppe Gerbino e il mio intervento sono certo che hanno arricchito tutti gli allievi del corso oggi qui a Termini Imerese, quindi grazie Rita Lia, grazie Termini d'Arte. Io sono una donna siciliana, orgogliosa di essere siciliana. Mi piace scrivere in siciliano perché penso in siciliano, la mia anima è siciliana. Però scrivere in maniera corretta è la cosa meno semplice. Non è semplice perché non si scrive come si parla, non sempre comunque, e quindi è bene imparare a scrivere in lingua siciliana correttamente, se si tiene alla propria lingua. E quindi sto partecipando a questo corso con grande piacere. Fonso è un ottimo insegnante, semplice, spiritoso, efficace, incisivo, e stasera è stato bellissimo avere con noi Nino Barone e Giuseppe Gerbino, che hanno arricchito ancora di più la nostra consapevolezza di essere siciliani.